Buonasera a tutti e bentornati su Raccontami. Questo pomeriggio intervisteremo la scrittrice Sara Trevisan. Buonasera Sara e benvenuta su Raccontami. Buonasera Marilyn, grazie mille per avermi fatto essere qui, per avermi fatto partecipare. Ti ringrazio io e questa sera parleremo appunto del tuo manuale che è stato ripubblicato in una nuova edizione dalla casa editrice SBS Edizioni dal titolo Trova lavoro partendo da te stesso e facciamo appunto vedere, eccola qui, la copertina che tra l'altro mostra proprio te, cioè sei tu la modella, diciamo così, in copertina che è immersa nella natura tra gli alberi verdi e sta, diciamo così, scrivendo qualcosa al computer, quindi tu in questa immagine sei assorto al computer, un po' come a dire che stai magari ricercando qualche cosa, qualche materiale o per questo manuale, quindi per la sua stesura, o magari proprio intenta, no, a lavorare, perché oggigiorno, al di là della tipologia di lavoro che noi svolgiamo, siamo sempre un po' purtroppo dipendenti dagli schermi. E oggi tra l'altro affronteremo e tratteremo l'argomento di questo manuale insieme al tuo lettore, a colui che tu hai voluto condurre qui per insomma aprire una panoramica più ampia su questo testo, Davide Moro. Buonasera Davide e benvenuto su Raccontami. Buonasera a tutti e grazie Marilyn per essere qui e grazie a Sara per avermi invitato in qualità di lettore. Allora Sara, tu collabori con le agenzie del lavoro perché sei appunto una business coach. Intanto, prima di parlare del libro io spiegherei, un po' com'è, strutturato il tuo lavoro, perché tu insomma svolgi una figura che sicuramente, è conosciuta magari nelle altre zone del mondo, nelle altre nazioni, in particolar modo nel continente americano, si può dire stia emergendo sempre di più, però in Italia forse si fa ancora un po', no, tra virgolette "fatica", a conoscere intanto questa tipologia di professione, ma al tempo stesso anche un po' ad affidarsi, no, e non parlo tanto forse di grandi aziende, ma magari di aziende, di micro, diciamo così, imprese e liberi professionisti, perché poi mi correggerai, ma il tuo lavoro dovrebbe essere rivolto, no, anche a liberi professionisti che magari non possiedono aziende, ma sentono comunque il bisogno di farsi seguire da una figura come la tua. Dunque, come si svolge il tuo lavoro e in cosa consiste? Mm? Bella domanda, domanda che io spesso rivolgo a colloquio, durante i colloqui di selezione, ed è una domanda che mette un po' in difficoltà anche me, perché davvero raggruppare in un'unica risposta tutte le, come posso dire, le aree nelle quali io mi posso mettere con il mio lavoro è un po' difficile. Tu anticipavi che sono business coach. Quindi io sono una persona che accompagna il candidato, il libero professionista o comunque colui che deve immettersi nel mercato del lavoro o deve riqualificarsi, lo aiuta, lo accompagna affinché riesca a farlo nel modo più efficace possibile. Aiutandolo veramente a coprire tutte le aree della sua vita, non solo professionale, ma anche personale. Per riuscire a dare un servizio così completo, nel tempo sono diventata selezionatrice del personale, formatrice ed hunter e anche quindi business coach. Per le agenzie interinali sono anche operatrice del mercato del lavoro. Quindi, diciamo, per dare la possibilità a tutti i miei possibili interlocutori, di fruire del servizio, sono un po' libera professionista, un po' collaboratrice delle agenzie interinali, un po' delle aziende. Quindi le persone possono arrivare a me in diversi modi. Io alla fine comunque do questa risposta. Quindi aiuto la persona a capire chi è e che cosa può dare al mercato del lavoro, che cosa può anche richiedere, ricevere da esso, per poi strutturare il percorso migliore, più efficace possibile, per proporsi in maniera consona e arrivare all'obiettivo, al suo successo. Perfetto, che è una figura molto importante, diciamo così, che di cui oggigiorno necessitano le aziende
E magari sì, possiamo dire in particolar modo i liberi professionisti o gli aspiranti Sì, imprenditori, perché quando si inizia un qualsiasi tipo di business ci si sente sempre un po', tra virgolette, barcollare, no? Come se si stesse facendo un salto nel vuoto, tanto per cominciare, proprio per andare a comprendere quali sono i passi da seguire nell'immediato, quindi tutta la burocrazia italiana che noi conosciamo molto bene, che purtroppo ci ingabbia, ma anche come magari strutturare il classico business plan, no? Quello lì che sì. appunto tutti coloro che si sono trovati con la loro libera professione o anche con le aziende hanno dovuto effettivamente, con cui hanno dovuto combattere. Ma questo poi lo vedremo nel dettaglio. Ritornando all'opera, ti pongo la domanda che io considero di rito un po' all'interno della rubrica Raccontami, ovvero perché hai deciso di scrivere quest'opera? Cosa ti ha spinto? La necessità, mi verrebbe proprio da dirti di primo acchito, la necessità perché? Perché io negli ultimi anni ho svolto anche il ruolo di formatrice all'interno di percorsi finanziati rivolti a inoccupati e disoccupati. All'interno di questi percorsi, dove io insegnavo diverse materie come comunicazione, marketing, o cercavo di trasmettere le competenze tecniche per gestire le risorse umane all'interno delle aziende, anche quelle comportamentali. Comunque, all'interno di questi percorsi mi rendevo conto nel tempo che non c'era a disposizione il materiale corretto, o meglio, quello di cui necessitava la classe, le persone che avevo in classe. Sicuramente di testi, di materiale con i contenuti teorici e tecnici erano a disposizione, però non lo so, non erano spiegati nel modo in cui era importante per i miei discenti, nel senso, l'informazione presa per se stessa può essere utile, però bisogna anche saperla calare nel contesto e bisogna dare la possibilità alla persona di recepirla nel modo giusto, di fare in modo che questa informazione veramente si metta radici nel discente e gli consenta di cambiare come persona prima di tutto, perché poi questo lo renderà anche un professionista migliore, diverso e migliore. Allora, in quella situazione, mi sono resa conto appunto che mi mancavano questi strumenti e quindi ho iniziato a redigerli io, ho iniziato a fare le slide, addirittura i video, i file, incredibili, lunghi file Word di bilanci, di cose, e li davo ai miei discenti. E mi rendevo conto di quanto tutto questo venisse apprezzato e veramente risultasse utile. Inoltre mi rendevo conto che le persone avevano veramente bisogno di fare un grande lavoro su se stesse per diventare quei professionisti, perché i corsi avevano sempre una figura di uscita. Quindi la persona si iscriveva per diventare addetto alla gestione delle risorse umane o il selezionatore. Ecco, quindi mi rendevo conto quanto fosse importante per quelle persone affrontare le loro paure, migliorare la loro comunicazione, sradicare le idee limitanti che avevano, prima ancora di capire quali sono le domande fondamentali del colloquio e cose di questo genere. Quindi avevo bisogno di uno strumento che portasse avanti entrambe le cose, il lavoro e la crescita personale e poi anche quella professionale, dare entrambe le cose. Eh, per questo motivo a un certo punto è nato il manuale, perché mi sono trovata piena di questo materiale e ho visto che c'erano dei fili conduttori, c'era un fil rouge che accomunava tutto, ho visto che poteva essere uno strumento interessante, valido per gli altri, per i miei discenti, e quindi ho voluto dare alle stampe questo manuale. All'inizio avevo un po' un piccolo bias, nel senso che pensavo che fosse ancora comunque importante la nozione e quindi il primo manuale aveva un carattere più tecnico. Poi forse anche grazie al mio percorso di coaching, prima che ho fatto su me stessa e poi che ho voluto aggiungere al mio percorso professionale, forse grazie anche a tutto questo lavoro mi sono resa conto ancora di più quanto sia
fondamentale prima occuparsi di sé per poi portare tutto questo valore aggiunto alla professione, e quindi ho voluto implementare il manuale con tanti esercizi in più di coaching, tante più domande, ad esempio addirittura degli esercizi creativi di immaginazione, di disegno. E per questo motivo siamo arrivati alla riedizione del manuale, avvenuta appunto a settembre, come hai detto tu stessa. Questo è un po' il percorso. Quindi ti direi il bisogno, per tornare il Una bisogno, necessità, ed è molto la bella questa necessità. parola, Mm. assolutamente. Tra l'altro ricordiamolo che questo manuale, questo libro è uno dei candidati, è una delle opere candidate a Casa Sanremo Writers 2024. Quindi tu, attraverso SBS Edizioni e Comunicazioni di Sheila Bobba, che salutiamo se magari ci starà seguendo, che tra l'altro ricordiamo che è colei che ci ha messo in contatto, no Sara? È grazie a Sheila che Mm. io e te oggi siamo qui. Quindi è grazie poi anche a lei che quest'opera parteciperà alla vetrina letteraria di Casa Sanremo Writers 2024. Quindi questo qui penso sia stato per te un grandissimo traguardo, una grandissima emozione, no? Per come tu l'abbia potuta percepire, perché è davvero qualcosa che non capita tutti i giorni. Quindi ricordiamo questa meravigliosa nota positiva a chi ci sta seguendo. Ritornando però appunto al libro, tu hai detto una cosa molto molto bella che poi tra l'altro contraddistingue questo testo rispetto agli altri. Il fatto che all'interno, tanto per cominciare, si trovino esercizi, quindi materiali su cui la persona può esercitarsi veramente, cioè proprio scrivere, perché tu lasci degli esercizi, delle domande a risposta multipla o risposta aperta, dove la persona può proprio andare appunto a comprendere intanto se è chiaro il contenuto di questo manuale e anche a fare degli esercizi che possano essere utili alla propria crescita. E questo sicuramente contraddistingue il testo rispetto ad altri testi similari presenti sul mercato, quindi un'ottima scelta commerciale. Ma al tempo stesso, la cosa che appunto colpisce molto in senso positivo è quello di cui tu parlavi, della crescita prima di tutto personale del futuro professionista, se così possiamo dire, perché noi leggiamo già dalle prime pagine che non è un approccio di tipo tecnicistico, cioè come per esempio tu magari potevi fare la parte di marketing, la lezioncina sul marketing, il marketing è questo, e quello si dirà ma così, consiste in questo, no, tu subito nelle prime pagine fai capire che c'è prima di tutto un altro lavoro, tra virgolette, da affrontare per trovare lavoro, c'è un'altra impresa, l'impresa di credere in se stessi. E per quanto noi pensiamo che credere in sé sia qualcosa di quasi automatico, no? Quindi ci credo, vado, non è mai purtroppo così perché la psiche umana è molto molto complessa. E quindi credere in se stessi significa avere un certo tipo di mentalità, sradicare, come dicevi tu, dei limiti, essere motivati, essere ambiziosi, ma al tempo stesso prudenti e razionali, realisti, perché non si può pensare di scalare l'Everest se magari non si sa stare neanche in equilibrio o in piedi. Quindi è tutta una serie, diciamo, di passi e la premessa, quindi la prima cosa che tu introduci è la motivazione e il senso dello scopo. In termini appunto di lavoro, di persona che vuole affinare la propria capacità professionale o trovare il lavoro che fa per sé, quanto è importante il senso di scopo, come l'hai chiamato tu? Io ti direi che è fondamentale, è proprio la condizio, condizio sine qua non si fa niente. E questo è questo discorso, questo ragionamento è valido per tutti. All'inizio abbiamo citato molti liberi professionisti, gli imprenditori, ma secondo me il senso di scopo è fondamentale per tutti. Poi c'è chi è più portato a domandarsi perché è sulla terra, perché vive, perché è qui e qual è il lavoro che può portare fuori di sé quel meglio. E poi c'è chi invece è meno portato a domandarselo. Secondo me è una domanda che però dovremmo porci tutti. Non necessariamente per vederne gli influssi in ambito lavorativo, ok? Però è una domanda che dovremmo porci tutti per trovare la nostra risposta. Quando io capisco perché esisto, perché sono qui, qual è la mia ragion d'essere,
ecco che improvvisamente riesco anche a capire come prendere le mie energie e investirle. Secondo me improvvisamente capisco qual è la strada che io devo intraprendere, quali sono le porte che devo aprire, quali sono quelle che devo lasciare chiuse. Perché definisco me stesso, trovo la mia identità e riesco a capire quali sono le reali opportunità che mi consentono di diventare la mia migliore versione. Io nel mondo del lavoro vinco quando capisco tutto questo. E quindi per questo è la prima domanda che dobbiamo porci ed è il lavoro più importante che dobbiamo fare su noi stessi. Ed Ed è un è, lavoro poi, come scrivi tu, un lavoro introspettivo, no? Perché comunque nessuno da fuori può indicarci, tra virgolette, la strada. La strada viene prima di tutto da dentro, da quella che dovrebbe essere una sorta di vocazione, no? È intimo, qualcosa di intimo e introspettivo, che viene da dentro più che dall'esterno. guarda, ti dico, quando io faccio i colloqui di lavoro, stamattina per esempio ne ho fatti altri due, quando io faccio quindi mi metto il ruolo, il cappello del selezionatore del personale o delle danter e vedo i candidati a colloquio, inizio sempre nel modo più classico, proprio da manuale, ovvero sia chiedo al candidato di presentarsi. E questa che è una domanda che dovrebbe essere semplice, facile, un po' la vedo come la domanda che io mi preparo a casa prima di andare a interrogazione a scuola, per dire. Quando io pongo questa domanda, in realtà vedo quanto diventi difficile per l'altra persona rispondere. E io ho soltanto chiesto chi è di presentarsi. Tutti noi dovremmo sapere rispondere a questa domanda, che sia nel campo lavorativo, che sia in ambito personale. Tra l'altro io non chiedo di presentarsi a livello professionale, io lascio la domanda molto generica, molto aperta, perché l'altra persona possa veramente riempire con quello che vuole. Eppure vedo quanto sia difficile per l'altro rispondere. Vedo persone entrare letteralmente nel panico di fronte a quella risposta. Persone di 18, 20, 30, 40, 60 anni. E questo mi ha sempre fatto riflettere tantissimo, perché presentati, quindi chi sei? Può essere veramente una domanda inquietante, difficile, se la persona non è abituata a riflettere su se stessa. E quindi è la domanda, secondo me, dalla quale dobbiamo partire per fare un ottimo lavoro anche sulla nostra professionalità. Assolutamente, sì, assolutamente, perché poi se non ci si conosce, di conseguenza non si può fare quel tipo di ricerca introspettiva di cui parlavi tu, no? Quindi del trovare il senso di scopo. E qui io però vorrei sentire il nostro lettore, Davide, riguardo proprio questa prima parte del manuale, questa analisi che Sara fa riguardo il senso dello scopo, la motivazione e dunque l'abbattimento delle idee limitanti. Tu Davide, intanto da lettore come ti è apparsa questa premessa del manuale e da professionista anche, cioè come ti è sembrato sia da lettore neutro che da professionista? Beh, allora da lettore neutro, è una bella sorpresa, nel senso che sicuramente, come diceva anche Sara, la maggior parte della letteratura che si trova in giro, andando a guardare nelle librerie e negli scaffali, è molto tecnica, quindi ti insegnano gli aspetti più tecnici, scrivere un curriculum perfetto, le 5 strategie per vendersi meglio. E questo come una cosa che prendo anche dal mio lavoro, dico sempre i tecnicismi, ormai nell'epoca di oggi c'è internet che te li spiega benissimo. Quindi in realtà è una cosa che chiunque sappia e abbia un minimo di capacità di muoversi online, ora ancora di più con le intelligenze artificiali, le recupera in pochi click o in pochi, anzi anche in poche parole, perché ormai si può anche chiedere a voce, no? La cosa che veramente manca è il senso che tu dai a queste cose, nel senso che fare un curriculum fatto bene, che però non abbia il senso, perché tu non sai chi sei e dove vuoi andare, ovviamente non ha, come dire,
non ha efficacia o ne ha molto meno. Per cui questa cosa qua l'ho trovata molto interessante, perché è quel qualcosa in più che trasforma un curriculum fatto bene da un curriculum efficace, che non vuol dire la stessa cosa. Cioè un curriculum fatto, parlo di un curriculum per semplificare, però comunque anche di Certo. un'intervista, piuttosto che di una presentazione, di una ricerca anche del lavoro, no? In tutte le sue fasi dell'iter di ricerca di un lavoro, si passa da ciò che è fatto bene a ciò che è efficace, che non per forza di cose vuole essere, le due cose debbono essere la stessa. Per cui questo da lettore neutro direi che è sicuramente una cosa che sorprende, che fa riflettere, e perché ci si pone sempre poca attenzione. Da professionista, io sono un libero professionista, quindi in realtà ho esperienze anche da dipendente, quindi ho vissuto il lavoro sia cercandolo con i colloqui di lavoro per le selezioni del lavoro interno da dipendente, sia come libero professionista, quindi tra virgolette lottando tutti i giorni per vendere me stesso e riuscire a trovare persone che siano in grado di apprezzare e cogliere quello che posso essere io per loro nell'accompagnarli in determinati percorsi. Il mio occupo di comunicazione e marketing, e quindi è più un percorso che facciamo insieme, non è un servizio fatto e finito, non è un pacchetto che vendo. Quindi ancora di più questa cosa è fondamentale, perché penso che nel modo di relazionarsi con gli altri, da libero professionista in questo caso, se uno non ha idea di dove vuole andare, sicuramente è anche molto meno efficace nel vendere se stesso e nel far capire in cosa può essere utile per l'altro. E quindi questo è sicuramente importante, e aggiungo anche che, essendo esposto a molteplici stimoli, a volte questo capita a me, lo dico come dimensione personale, ma penso che non sia così unica. A volte si rischia di perdere anche il senso del perché si fa il proprio lavoro, perché anche da liberi professionisti, essendo esposti a migliaia di stimoli, a volte si tende a farsi trasportare dalla corrente, andando un po' a perdere quello che sarebbe la vera vocazione, il vero motivo per cui hai deciso di fare questa professione. Per cui sicuramente direi che dal libero professionista questa prima parte mi coinvolge molto di più, perché è la domanda a cui dovrei rispondere ogni mattina quando mi alzo dal letto e dire: perché oggi dovrei andare a lavoro? Cioè, perché oggi dovrei interagire con gli altri? Qual è il mio obiettivo? Qual è il mio scopo del mio lavoro di oggi? E come posso io essere utile agli altri e farglielo capire. Quindi assolutamente una parte che per me è veramente importante. Assolutamente. Da libera professionista capisco molto bene quello che dicevi tu, appunto, quindi sono d'accordo, insomma, in tutti i sensi, assolutamente. E poi vediamo, Sara, che nel capitolo 2, troviamo le convinzioni limitanti, e qui tu fai tutta una serie di esempi, tutta una serie di affermazioni che riguardano un po' in generale il contesto lavorativo, diciamo così. Una serie di affermazioni che magari tutti coloro che si sono trovati almeno una volta nella vita a cercare lavoro, magari hanno potuto affermare con qualcuno o nella loro mente. Anche per esempio quella che mi ha colpita è: i recruiter sono cattivi. Molto simpatica, mi ha fatto sorridere, perché quante volte anche da qualche mio amico io, vabbè, non ho avuto, come dire, questa, tra virgolette, necessità di fare colloqui. Il mio percorso è stato molto, a detta di altri, molto fortunato. Però insomma, chi ha fatto tantissimi colloqui a volte me lo diceva: ma quello poi secondo me ce l'ha con me, quello mi ha preso di mira, quella lì, ma ti farei vedere com'era antipatica. E quindi anche queste affermazioni così, o magari il mondo è cattivo, come hai scritto appunto tu nel libro, quello non va bene, quello non mi piace, e tutte queste credenze, che la cosa poi errata, e soprattutto nelle nuove generazioni, si vanno a radicare e magari a diventare quasi la classica profezia che si autoavvera, no? Un po' come si dice la Sì. psicologia, quindi quella credenza che noi incameriamo, e poi purtroppo finisce per essere così. Tu quindi dai, diciamo così, una panoramica su quali sono e come è possibile distaccarsene, ma è veramente possibile poi lavorarci sopra per distaccarsene? Cioè, quanto tempo ci impiega una persona per abbattere questo tipo di credenze? Allora, qui mi consentite di fare una citazione da un film. Allora, non so se avete visto presente Inception. Lì No, il... però mi hanno No? consigliato dicendo che è un ottimo film.
Sì, guarda, bellissima parte, bellissima cast quella, però la cosa che voglio citare in questo contesto è che lì dicono una cosa molto vera, nel senso che quando una idea semplice si radica effettivamente all'interno di una persona, nella mente di una persona, e deve essere, ripeto, un'idea semplice, comprensibile, quest'idea mette radici, attecchisce e necessariamente cambia la persona. E deve essere un'idea appunto di questa natura, di questo tipo. Tutte quelle idee limitanti che hai trovato riportate nel manuale, come potrebbero essercene tantissime altre, sono delle idee semplici che però hanno attecchito nella nostra testa, nel nostro cuore e hanno iniziato a modificarci, a influenzarci. Ora, il problema normalmente è che io non so della loro esistenza, io non so che nella mia testa c'è l'idea che il recruiter sia brutto e cattivo. Lo penso, ma probabilmente non credo che ci sia questa idea radicata e che si comporta da pilastro addirittura valoriale. Non so effettivamente di avere questi occhiali di fronte agli occhi che mi fanno vedere e rappresentare la realtà in maniera differente. Già il fatto quindi di rendermene conto, secondo me, è un grandissimo passo avanti. Perché nel momento in cui mi rendo conto che per me di base il recruiter è brutto e cattivo, ecco, già questo mi fa riflettere e se la persona è abbastanza aperta al cambiamento e alla riflessione su di sé, dovrebbe iniziare a cambiare. O comunque a notare il suo comportamento, se dovrebbe riuscire a estraniarsi da sé e rendersi conto del comportamento nel momento in cui si produce. Non pretendo che cambi subito nella maniera giusta, però magari di fronte al recruiter la prima volta mi rendo conto che lo sto trattando male, che invece di trattarlo come una persona qualsiasi o come una persona che mi sta offrendo un'opportunità, di base lo guardo un po' in cagnesco, per dire, gli rispondo male, mi viene da sfidarlo, mi viene da farlo sentire incompetente, per dire. Io dopo tutti i colloqui che ho fatto, eh, ho visto veramente quali sono un po' le casistiche. Mi sono immaginata un po', catalogato le varie casistiche di colloquio ed è interessante come sia sempre il candidato che lo fa andare in una certa direzione. Io mi faccio un po' trasportare finché la cosa può essere utile, però mi faccio trasportare in quella che può diventare una sorta di battaglia oppure una sorta di flirt. Ci sono anche i candidati che pensano di essere in un incontro galante. Comunque, per tornare quindi alla domanda tua, no? Quella originale, allora, queste idee limitanti non si sradicano dall'oggi al domani, questo è evidente, però già il fatto di prenderne consapevolezza ci aiuta tantissimo e se sono veramente intenzionato a lavorarci sopra, secondo me nel giro di qualche mese posso già produrre dei grandi cambiamenti nel mio comportamento. Quando un'idea attecchisce e le consento di cambiarmi, io lo noto subito a livello comportamentale, perché dal mio pensiero nascono le mie azioni. Mm. Assolutamente, mi ha molto colpito però un passaggio significativo del tuo discorso di adesso, della tua risposta alla Mm. domanda. Quando tu hai affermato è sempre un po' il candidato a portare il colloquio in una determinata direzione. E questa anche, secondo me, non è una cosa, magari che molti forse ignorano, ovvero quando magari si fa un colloquio uno pensa sempre: "Okay, devo" un po' come appunto un esame a scuola, no, uno magari si prepara, come dicevi magari tu, scherzosamente hai notato anche che qualcuno lo facesse a casa propria, cioè quindi già nella propria abitazione, inizia a prepararsi un po' i discorsi e quant'altro per affrontare il colloquio e credere che poi sia sempre il potere decisionale dell'altro dall'altra parte.
a dare l'esito. E questo sicuramente è così perché la figura, insomma, del recruiter esiste appositamente per quello. Però anche qui è forse un po' una sorta di legge di attrazione in positivo, che è tutto il modo in cui, appunto, dicevi tu, il modo in cui noi ci poniamo, il modo in cui parliamo, in cui gesticoliamo, in cui agiamo, magari anche la sicurezza che possiamo trasmettere, la fiducia in noi stessi che diventa fiducia dell'altro. E tutta questa serie di cose, quindi la fiducia, la determinazione, il controllo, sono una serie di competenze che tu hai descritto all'interno del manuale come competenze e abilità trasversali nel terzo capitolo. E questa cosa forse un po' la società di oggi, ma forse sempre, un po' come il mondo è andato sempre avanti, è un qualcosa che magari si relega sullo sfondo. Anche la scuola ci fa capire che è più importante la tecnica, la nozionistica e meno il lavoro su noi stessi, l'università la stessa cosa. Perché si tendono a dimenticare queste competenze così tanto importanti poi per il lavoro su se stessi e dunque per poter eccellere nel lavoro? Cioè quasi come se appunto venissero relegate sullo sfondo, fossero ai margini, quando in realtà costituiscono le parti fondanti, no? Allora, secondo me questo è un discorso veramente complesso e noi stiamo assistendo a un impoverimento dell'essere umano dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista relazionale, sotto veramente tantissimi punti di vista. Punti di vista che secondo me una volta erano dati per assodati. Perché? Perché la persona aveva la capacità di diventare un ottimo essere umano grazie alla società, grazie a diversi tipi di contesti, grazie a tantissime figure di persone che entravano nella sua vita fin da subito. Siccome tutto va verso l'impoverimento, anche l'essere umano cresce male e quindi rimane soltanto la tecnica, che è quella che comunque è sempre stata data, veicolata, trasmessa, soprattutto dai percorsi accademici. Ma anche questo in realtà non è vero fino in fondo, perché la scuola ha sempre dovuto educare e non soltanto trasmettere conoscenza, solo che nella nostra contemporaneità, ovviamente le competenze tecniche sono diventate così tante, ma anche proprio quantitativamente. Una volta essere contabile, significava una determinata cosa. Oggi, per esserlo, banalmente devo conoscere i software, gli strumenti digitali, devo continuamente aggiornarmi. Eh, Madonna, quanti potremmo fare veramente un sacco di esempi da questo punto di vista. Ogni anno c'è sempre di più da studiare e quindi io mi immagino che anche gli istituti formativi si sentano un po' in apnea da questo punto di vista, perché devono trasmettere tutta questa conoscenza e, e- e quindi rimane poco spazio, poco tempo per il resto. E quel resto che una volta veniva fornito, ripeto, dalla cultura, dalla società in altri modi e che oggi invece è un po' meno. Eh, Secondo me stiamo venendo fuori da degli anni veramente poveri da questo punto di vista. E quindi anche le aziende stesse si trovano nella condizione di dover prendere questi esseri umani e di dare loro, di costruire intorno a loro un ambiente che sia confortevole, che trasmetta loro quei valori che avrebbero dovuto già possedere e che invece purtroppo non hanno o non hanno sviluppato adeguatamente, abbastanza. L'autostima, no, non sono di certo la prima a dirlo, ci sono persone decisamente più autorevoli di me in materia, però siamo tutti concordi nel dire che assistiamo a dei livelli di autostima molto più bassi rispetto alle decadi precedenti e dobbiamo farci i conti perché poi questo fa nascere un sacco di problemi in ambito aziendale, nel professionista.
perché senza l'autostima non si va da nessuna parte, non sono in grado di fare veramente, non sono in grado neanche di rispondere al telefono se non ho una solida autostima, perché avevo paura del giudizio dell'altro, del cliente da gestire, non sapevo relazionarmi con il mio collega. E noi dobbiamo gestire tutto questo. Le competenze trasversali, secondo me, una volta erano semplicemente un dato di fatto, il terreno sul quale ci muovevamo tutti. Non c'era bisogno di parlarne perché era ovvio che una persona avesse l'autostima, capisci? Ehm, Oggi invece dobbiamo parlare di comunicazione perché per dire, cioè, è arrivato internet, quindi i social media, internet ci hanno portato nuove regole relazionali, nuove regole comunicative, e stiamo ancora cercando di capire come gestirle nella realtà che si compone appunto di fisicità e di internet. Noi siamo in un'epoca di grande sperimentazione e quindi questo, secondo me, le competenze comportamentali sono diventate importanti perché abbiamo iniziato a vederle come una lacuna. Prima invece erano, ripeto, la base. Certo, erano abbastanza ovvie comunque da come, già, sì, esattamente, dalla tua analisi che è assolutamente corretta. Davide, tu da lettore, ma da professionista, no? Insomma, anche sempre con tutte e due le figure, con tutti e due gli sguardi, tra virgolette, cosa pensi in merito a quanto detto da Sara poc'anzi? Sono assolutamente d'accordo in realtà, perché anch'io, nella mia vita di professionista, ma anche nella fase di lettore che viene stimolato a fare delle riflessioni su questi temi, mi rendo conto che, oggi stiamo dando sempre più valore a ciò che è tecnico, e soprattutto in ambito lavorativo, ma non solo, rispetto a ciò che invece è, la capacità di stare in relazione con l'altro, stare in relazione con l'altro in maniera positiva, proattiva, che quindi si porta dietro tutte quelle che sono le soft skill o le competenze trasversali che facilitano, no, questa capacità di relazionarsi con l'altro, di costruire insieme all'altro e di raggiungere l'obiettivo insieme all'altro, cosa molto importante in ambito lavorativo dove sempre di più si lavora in team piuttosto che, il singolo, cane, il lupo solitario che deve raggiungere l'obiettivo, no, quindi c'è sempre più sinergia nelle cose. Per cui sono pienamente d'accordo e lo vedo molto anche nel mio lavoro, quindi lo sviluppo delle tecniche sì, delle soft skill è fondamentale. Purtroppo forse il libero professionista ne ha un po' più di consapevolezza, mi pare di percepire, tra colleghi nel mio mondo, dove ne parliamo molto di più e dove ormai da 10 anni almeno le poniamo come, attività fondamentale da sviluppare, per cui investiamo anche in formazione personale, su questi temi, mentre in ambito lavorativo, nelle mie esperienze da dipendente, vedo che si tendono sempre a sottovalutare e invece si tende sempre a focalizzarsi sulla capacità tecnica di raggiungere determinati obiettivi o conoscenze. Quindi a volte vale di più un titolo universitario, un master o un corso tecnico piuttosto che un'esperienza di volontario in un'associazione, come dire, di allenatore in una squadra di calcio piuttosto che non so, persona che passa del tempo a leggere un libro o andare a vedere un museo insieme ad altri, no? E quindi si tende di più a concentrarsi su quasi come se fosse una to-do list, una lista di cose da avere, no? Se ce l'hai la laurea, sì, allora sei bravo. Se l'hai il master, allora sei ancora più tecnico. Però invece quando nelle parti, nei riquadri più piccolini dove c'è scritto capacità di comunicazione, uno ci scrive un po' di tutto in maniera anche un po', a volte un po' fumosa, un po' raccontata. Invece eh, a volte dico sempre, io preferisco avere una persona tra virgolette mediocre dal punto di vista tecnico, quindi senza 110 lode, eccellenze, cose varie, ma che sappia lavorare in un team. Perché se io sono in un gruppo di lavoro dove ho la persona più studiata del mondo, ma che una volta inserito nel team non riesce a stare nel gruppo e quindi crea dinamiche negative, crea conflitti, crea problemi, allora a quel punto preferisco una persona che abbia magari meno competenze tecniche, ma che invece sappia generare dal gruppo l'obiettivo e i risultati.
perché poi la tecnica, come dicevo, oggi viviamo nel mondo della tecnica, ma anche facilmente accessibile, per cui in realtà il tecnicismo è colmabile in poco tempo. La capacità di stare in gruppo e stare in relazione non si impara dall'oggi al domani. Assolutamente, sono d'accordo anch'io. E vorrei appunto sentire adesso Sara in proposito a una frase che Davide su cui Davide, per fortuna direi, mi aggiungerei personalmente, non è d'accordo come vision, però ci sono magari aziende, recruiter, professionisti, insomma, che cercano poi effettivamente di ampliare le risorse umane, ma magari si avvalgono di preconcetti, pregiudizi secondo cui se hai la laurea sei bravo. Tu in proposito Sara, cosa pensi? Come ti rapporteresti a un pregiudizio, possiamo dirle, del genere, da recruiter? Guarda, non ho bisogno di immaginarlo perché mi succede di continuo. Allora, ovviamente dipende dal contesto, dalla nicchia del mercato del lavoro di cui si parla, perché se io sto cercando un contabile, un esperto contabile, è evidente che un certo tipo di percorso accademico devo averlo fatto. Ecco, quindi dipende. Ehm, Cosa faccio io? Allora, io non sono un tagliatore di teste, io se posso salvo tutti e quindi e cerco veramente di capire qual è la persona giusta per il posto giusto. Anche qua sarebbe per esempio interessante affrontare la differenza tra giudicare e valutare. Secondo me tanti recruiter giudicano, non valutano. Ecco, quindi tanti recruiter Anche presentano perché, le persone. perdonami se ti interrompo, la valutazione parte molto dalle fonti, intanto dal curriculum, no? Dovremmo dire che insomma è la prima, il biglietto su cui la fonte primaria, e poi anche sul rapporto con la persona e non si può valutare se non si hanno delle fonti e dei dati. Sì, assolutamente. E tanti recruiter davvero non fanno la loro professione, loro si pongono come loro stessi, anche qua, perché per esempio c'è la persona e c'è il professionista. Quindi c'è il recruiter, ma c'è la persona che in quel momento si mette il cappello del recruiter. Quindi io chi sono? Cosa sto facendo in quel momento? Allora, ci sono tanti recruiter che fanno il loro lavoro perché vogliono dimostrare al candidato di essere migliori di lui. Comunque, chiudo subito la parentesi perché sennò rimarremo qua altre 2 ore. Ecco, io cerco di capire veramente chi ho di fronte e se matcha, utilizzando i termini del mestiere, no? E se matcha con la posizione aperta. Se umanamente anche si sposa bene col contesto aziendale, con un contesto di studio, quello che è, al di là del fatto che mi piaccia o meno a livello personale. Io ho presentato tranquillamente tante volte delle persone che umanamente non mi piacevano minimamente, ma avevo capito che erano le persone giuste da inserire. Perché lì avrebbero dato il meglio di loro, avrebbero performato, eccetera, eccetera. Comunque, tornando a noi, mi sono persa la domanda iniziale. Allora, No, quindi dicevo l'affermazione secondo cui al di là della sì, scusa, necessità di un titolo di ripresa. studio, quindi ecco di una laurea, molti Sì, affermano che solo se hai la laurea sei bravo, cioè come se fosse l'unica competenza, l'unica skill valutabile e idonea, diciamo così, a sostenere una qualche tipologia di lavoro che va in avversione con tutto ciò che noi avevamo affermato poc'anzi riguardo appunto le altre tipologie di competenze di cui sì, un io ottimo candidato questo, dovrebbe possedere. questo pregiudizio io lo riscontro spesso nei datori di lavoro, soprattutto all'inizio della selezione, ma perché? Perché secondo me veniamo da un contesto storico nel quale questo pregiudizio trovava riscontro e grande riscontro nella realtà. Nel senso, una volta era molto più difficile accedere agli studi, quindi se tu accedevi agli studi avevi sicuramente come posso dire, le risorse economiche per poterlo fare e avevi anche la motivazione, perché era un qualcosa di difficile, di sacrificante, magari tutta la famiglia si sacrificava per poterti consentire l'accesso agli studi, quindi probabilmente era vero, probabilmente la persona che aveva fatto un determinato tipo di percorso lo aveva fatto perché era un determinato tipo di persona.
cosa che comunque rimane in un certo senso vera. Ok, non è che vado a fare il contabile a caso, Certo. o meglio, insomma, ecco. Però, certo, quindi quelle persone, quella classe dirigente che oggi ha 50-60 anni e che può essere quella che mi apre spesso le selezioni, ragiona ancora con quel bias, con questo pregiudizio. Ma nel frattempo le cose sono effettivamente cambiate e avere il titolo non è garanzia di trovarsi di fronte una persona matura che sa stare al mondo. Non è che non è non parlo in questo modo perché valuto negativamente la persona meno matura, per l'amore del cielo, ok? Però per dire, è vero che il titolo non è più garanzia, neanche della tecnica, perché purtroppo abbiamo visto, soprattutto negli ultimi periodi, che stanno nascendo tantissimi percorsi formativi, non sempre sono adeguati al ruolo e alle competenze che dicono di fornire. Ecco, quindi anche là stiamo vivendo, anche questa è una cosa molto interessante da valutare, per dire. Quindi la persona che mi arriva con un certo tipo di percorso, con un certo tipo di studio, di titolo di studio, va presa e, e alle volte può essere paragonata a una persona meno formata, assolutamente. E poi ripeto, da valutare, sono tanti gli aspetti da valutare. eh, Perché la persona sia quella giusta, e performi, si trovi bene all'interno di un certo tipo di contesto, io devo vedere se possiede le competenze tecniche, ma se è capace anche di stare insieme alle persone che si trovano all'interno di quel contesto, se è pronta a crescere, perché per quante competenze io abbia, dovrò sempre mettermi in gioco, dovrò acquisire il know-how del contesto nuovo, dovrò essere pronto ad affrontare e superare le nuove sfide in maniera molto elastica, senza farmi trascinare magari dagli eventi traumatici che ho avuto nei periodi precedenti. Anche questa è una cosa molto interessante. E quindi, di fronte a questa eterogeneità dei profili che io posso avere in selezione, io cerco di proporre tutti. Io cerco di proporre i punti di forza di ogni tipologia di profilo, quindi non lo so, carissimo dottore commercialista, mi è arrivato il ragazzo neurolaureato, che è tirocinante, lui ha questi punti di forza e possiamo immaginare che lui nel prossimo futuro intraprenda un certo tipo di percorso all'interno dello studio. Dall'altra parte ho, non lo so, l'altro candidato che è un semplice, che è un perito, quindi non ha proseguito con la laurea, però nel frattempo ha acquisito esperienza, questo, insomma, cerco sempre di vendere, tra virgolette, al meglio tutti, in modo tale che possano veramente essere presi in considerazione al di là dei pregiudizi che ha il datore di lavoro. Tutti i datori di lavoro quando avviano una selezione sono pieni di pregiudizi. Anche qua dobbiamo capire che ci troviamo sempre comunque di fronte a persone che hanno il loro trascorso, magari hanno anche gli imprenditori, magari si sono relazionati con dipendenti che hanno creato dei problemi in azienda e quindi adesso vogliono evitare la stessa tipologia di problemi. Quindi io cerco sempre di vendere, di proporre tutti, l'importante è che di base siano le persone giuste per quel contesto specifico. Esatto, esatto, assolutamente. E poi tu, Sara, nel libro affronti anche il discorso dell'anima imprenditoriale, no? Quindi del capire se effettivamente una persona può essere proiettata ad un lavoro di libera professione o comunque di stampo appunto imprenditoriale o meno. E forse la persona, appunto, come affermava anche Davide, che intraprende una carriera in solitaria, quindi nel senso che vuole lavorare da libero professionista, vuole lavorare su se stesso, è un po' più sensibile anche per propria necessità a determinate dinamiche, come anche ad esempio quelle di lavorare continuamente, di formarsi continuamente sulla parte delle competenze trasversali.
quindi sulla motivazione, sul senso dello scopo e altro. Magari può venire questo un po' più difficile invece alle persone che magari lavorano, come dipendenti, quindi all'interno di un contesto un po' diverso. Ma in generale, una volta che magari una persona, un lettore, ha concluso la lettura di questo manuale, quindi trovando tanti spunti molto interessanti, confrontandosi con gli esercizi che tu lasci, come può secondo te continuare a lavorare non tanto sulle competenze tecniche, ma su quelle trasversali? Mm. Bella domanda. Se dovessi fare un Ehm, elenco, non so, magari acculturarsi, leggere, scrivere, darsi beh, all'arte, cioè quali sono secondo te un po', le macro categorie? allora, mi viene subito in mente anche un errore che spesso si fa e che trovo nelle persone che vengono da me. Ecco, spesso e volentieri la crescita personale viene vista come quel percorso, un percorso costellato di cose da studiare. Quindi, se io voglio lavorare su me stesso, devo leggere tantissimi libri motivazionali, devo fare un sacco di corsi. Questo è vero, però a un certo punto devo mettere in pratica. Ed è per questo che io, per esempio, metto tutti gli esercizi. Quindi, il consiglio che io mi sento di dare alle persone è di evitare di focalizzarsi soltanto sullo studio, perché sapere non vuol dire risolvere, come dice il mio osteopata, che saluto. No. Ecco, Ecco, sapere, e in quel no, caso sapere. noi ad esempio, noi esseri umani che non siamo osteopati, possiamo sapere benissimo come è fatto il corpo umano, ma non potremmo mai risolvere nulla. Quindi è il Quindi chiaro caso. sì, quindi io non devo focalizzarmi soltanto sullo studio, per quanto sia fondamentale, ma devo mettere in pratica, devo fare esperienza. Devo fare esperienza, secondo me, anche in campi estremamente diversi tra di loro. Ti faccio un esempio su di me. Io quest'anno, per migliorare la mia autostima e la mia capacità di relazionarmi con gli altri, migliorare la mia public speaking, che cosa ho fatto? Ho iniziato un percorso di canto. Quindi mi sono trovata un vocal coach, ho iniziato ad andare da Domenico Menini, che è un tenore di fama internazionale fantastico, vocal coach, ho iniziato a fare canto con lui. Io non avevo immaginato che questa cosa potesse aiutarmi, però sicuramente non l'avrei, nessuno mi sarebbe venuto da me a consigliarmi il canto per aumentare la mia autostima. Perché magari mi avrebbero consigliato lo psicologo, lo psicoterapeuta, non è che ce l'ho con la categoria, però mi avrebbero consigliato dei percorsi più standardizzati, più Della classici. cura anche, di Sì, curarti, anziché di integrare e arricchire. E qui vabbè, poi potremmo aprire una grandissima parentesi su questa società che vede malati, un po', no, problemi e malattie dappertutto, quindi prescrive, assegna sempre cure, 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 quando in realtà non c'è bisogno di cure, c'è bisogno soltanto di arricchire, di colmare un po' una piccola, possiamo chiamarla lacuna, forse, se proprio mm. potremmo definirla così. Vedi, io penso che l'essere umano sia davvero, mi verrebbe da dire, un simbolo multisfaccettato, cioè l'essere umano è il risultato di una serie infinita di aspetti. Io per raggiungere la performance sono abituato a focalizzarmi soltanto su alcuni aspetti di me e lascio gli altri decadere, impoverirsi o addirittura morire, senza rendermi conto che anche quegli aspetti miei caratteriali in realtà sono fondamentali per me, per la mia persona. Dopo 30 anni di impoverimento, appunto di lasciare andare quelle parti di me, è ovvio che mi incepperò, che arriverò a dei nodi esistenziali importanti, ma sono quei nodi che, se sciolti, mi consentirebbero di dare il mio meglio anche nel contesto professionale. Cioè, io devo coltivarmi veramente a 360 gradi per continuare
a essere la mia versione migliore. Quindi, che cosa posso fare per continuare il mio lavoro su di me dopo il manuale? Ehm, dedicarmi a me a 360 gradi, senza vedere, come diceva anche Davide prima, nella lettura del libro, quella cosa da relegare nel tempo libero che non abbiamo mai, perché se io penso a qual è il problema, uno dei problemi più grandi che mi vengono portati dai miei assistiti è questo: io non ho tempo di dedicarmi a me stesso. Perché la giornata è il risultato di una serie infinita di doveri da assolvere. Ecco, allora in quest'ottica noi moriamo. Cioè, lo dico veramente così. Io devo avere il coraggio, perché è una cosa da coraggiosi questa, io devo avere il coraggio di coltivarmi a 360 gradi e in questo modo vado a influenzare, ad arricchire anche aree di me che non avrei neanche mai pensato. Quindi Esatto. dedicatevi a voi stessi veramente in ogni modo possibile, senza pensare che state togliendo tempo alle cose realmente importanti, perché a essere importanti Esatto, siamo quindi, noi, diciamo punto. abbandonare la dinamica utilitaristica, che è possibile perché ci sono riuscita anch'io a scrollarmi di dosso questa cosa, a lavorare tanto per, eliminare questa dinamica utilitaristica, andare in tanti contesti, riuscire quindi a mischiarmi con tanti contesti ed è possibile farlo. Allora, noi siamo in conclusione. Sara, Davide, vi sentite di aggiungere qualcosa? Davide? Io chiudo ovviamente consigliando a tutti la lettura del libro e che sia una lettura non superficiale, ma una lettura in cui ci si mette in gioco, nel senso di dire di fare gli esercizi, e se non si ha tempo per fare gli esercizi, che però il tempo si trova sempre, almeno cogliere gli spunti in una chiave riflessiva. Cioè se mentre uno torna in Esatto, macchina, mentre guida, mentre sta cucinando, mentre sta facendo delle cose più disimpegnate, almeno dire, prendersi un momento per riflettere di quello che si è letto e cercare di fare gli esercizi mentalmente anziché farli sulla carta, ma almeno prenderli come spunto. Sono una cosa che può sembrare, tra virgolette, noiosa e inutile, ma come tutte queste cose l'utilità si percepisce solo alla fine del percorso, ahimè, e non all'inizio, quindi ci vuole un po' di fiducia e un po' di così di mettersi in gioco subito, non vedendo subito il risultato, ma sapendo che arriverà se ci si impegna. Quindi un po' questo è il mio esatto, consiglio, perché in questi esatto. processi come dire, il risultato non è una pappa pronta che trovi girando la pagina, ma è un percorso che devi fare tu. Devi trovare prima te stesso per poi trovare il lavoro e quindi ci vuole un pochettino di tempo, un po' di investimento cognitivo, di tempo e così, di riflessione, per cui questo è il mio consiglio per tutti. Assolutamente, un consiglio tra l'altro molto, molto valido, come valida è stata un po' la panoramica che ci ha offerto Davide da lettore su questo manuale, che troverete disponibile online su tutte le piattaforme online, quindi Libreria Universitaria, Mondadori, Feltrinelli, e potete acquistarlo comodamente e riceverlo appunto a casa. E tra l'altro, Sara, diciamo che troveremo questo libro anche alla Fiera di Roma, Più libri, più liberi, che si terrà dal 6 al 10 di dicembre, dove la tua editrice Sheila sarà presente con il suo stand all'interno della manifestazione. Quindi se qualcuno che è in ascolto si troverà a Roma in quel periodo o magari è proprio un residente a Roma, potrà acquistare il libro comodamente da vicino e trovarlo lì all'interno della manifestazione per ben 5 giorni. Io ringrazio intanto Sara Trevisan per essere stata qui con noi quest'oggi, per averci offerto questa meravigliosa, direi, disamina sul mondo del lavoro, su tutto ciò che riguarda la sua figura professionale, ma anche proprio su quello che può essere un percorso professionale svolto al meglio, perché ovviamente da come ci ha fatto capire Sara va prima di tutto curata la persona, l'individuo e poi il professionista. Quindi grazie Sara per essere stata qui, per averci illuminato riguardo questi argomenti che poi sono universali e comunque suscitano l'interesse un po' di tutti quanti noi. E grazie a Davide Moro, il lettore che ci ha appunto offerto, come dicevamo prima, tutta una serie di riflessioni importanti sul testo e speriamo che coloro che sono stati in ascolto, magari non tutti, però qualcuno possa avvicinarsi a questo manuale
e magari comprarlo appunto e conoscere magari Sara in prima persona, che sia in modalità online o dal vivo, perché ricordiamo che Sara poi comunque è una business coach che tiene corsi per liberi professionisti, quindi nel caso appunto qualcuno avesse bisogno è disponibile anche non soltanto come scrittrice per poter dialogare, ma anche proprio per questo ruolo che veste tutti i giorni della sua vita e da come abbiamo capito anche molto bene per come ti sei rapportata con noi oggi, Sara. Grazie mille ancora ad entrambi, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e in anticipo grazie a coloro che ci seguiranno in differita nella sezione video, perché ricordiamo che questo video resterà sempre presente sulla mia pagina. Grazie mille a tutti e a presto. Buona serata. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie a tutti.